Consegna ufficiale del Sessilia Film Festival Award alla carriera a Claudia Cardinale assieme alla Pergamena. Tunisina di nascita, ma di genitori siciliani, orgogliosamente mediterranea nel talento e nel carattere, Claudia Cardinale ha regalato a tutti noi alcune visioni immortali di un cinema immenso e mai eguagliato. Qui amiamo ricordare solo per esempio alcune interpretazioni memorabili di cinema legato alla Sicilia, quale il personaggio di Angelica nel Gattopardo di Luchino Visconti accanto ad Alain Delon e Burt Lancaster, il personaggio di Rosa Nicolosi nel Giorno della civetta di Damiano Damiani dal romanzo di Leonardo Sciascia accanto a Franco Nero, ed ancora il personaggio di Barbara Puglisi accanto a Marcello Mastroianni nel Bell'Antonio di Mauro Bolognini dal romanzo di Vitaliano Brancati. Voglio dire, Bolognini io l'ho adorato, era un grande esteta. Federico Fellini non c'era copione, era tutta improvvisazione. Visconti era tutto teatrale rigido, cioè tutti gli estremi, però questi sono stati i miei maestri e mi hanno insegnato tutto, perché ci sono tanti registi, ho girato in tutto il mondo, Richard Brooks, insomma tanti. Il cinema è un'attività interdisciplinare. C'è un buon cinema quando c'è una buona letteratura, un buon scritto, c'è un buon cinema quando c'è una buona musica, c'è un buon cinema quando c'è una buona recitazione, c'è un buon cinema quando c'è una buona scenografia, c'è un buon cinema quando ci sono dei buoni costumi, c'è un buon cinema quando c'è una buona regia. Pensi quante attività. Quindi non è che in Italia è finito il cinema, in Italia è finita la cultura in generale. Noi passavamo le serate a parlare con gli architetti, oppure con i pittori, oppure con i musicisti. Tutto questo non c'è più. Ma io non ho guardie del corpo, non ho autisti, io sono a contatto con la gente e la gente è straordinaria con me. Io lifting, cose del genere mai. Per me la cosa importante è che sono 53 anni che faccio questo lavoro.